Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Manager sanità, quella lista riservata, anzi pubblica. Grossa grana per il centrodestra la lista dei manager che dovranno prendere la guida delle aziende sanitarie siciliane. La commissione che aveva il compito di esaminare i nomi dei candidati e individuare i soggetti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico, tra i quali operare poi la scelta, ha terminato il suo lavoro. Il problema è che qualche manina ha reso pubblici i risultati addirittura prima che questi arrivassero nelle mani del presidente della regione e dell'assessore alla sanità. Apriti cielo, tutti hanno smentito che esistesse una lista, ma la lista esiste. 49 sono i candidati che la Commissione ha ritenuto maggiormente idonei ad una lottizzazione che, anche per questa volta, tutti giurano non vi sarà. Caro Voli, in arrivo un provvedimento efficace. Al Consiglio dei Ministri di lunedì arriverà un decreto legge nominato Asset ed Investimenti nel quale è contenuta una norma che indebolirà fortemente il potere delle compagnie aeree di aumentare a piacimento i prezzi dei voli da e per le isole. Sarà vietata la variazione arbitraria dei prezzi nel caso di collegamenti con le isole, nei periodi di picco della domanda e quando il prezzo del biglietto e dei servizi accessori supererà il doppio della tariffa media. 10 milioni a chi ha subito danni da aeroporto di Catania. Nello stesso decreto il Consiglio dei Ministri ha previsto l'approvazione di una norma per il rimborso a chi avesse subito danni a causa dei disagi determinati dall'incendio all'aeroporto di Catania dal 17 al 31 luglio. Rimborsi per un totale di 10 milioni di euro destinati a chi non avesse potuto fruire dei servizi prenotati o avesse dovuto subire spese aggiuntive non previste. Disegno di legge province, quanti giorni ci vogliono per avere il testo? Il 2 agosto la prima commissione dell'ARS ha approvato il disegno di legge sulle province. Le indiscrezioni davano con certezza l'approvazione della doppia preferenza di genere, ma il testo corretto non era ancora pronto. Il giorno dopo la deputata Marianna Caronia apprende da fonti interne che non era vero, la doppia preferenza non c'è più, ma il testo corretto non è ancora pronto. Ieri arriva la smentita, la doppia preferenza c'è ancora, ma il testo corretto del disegno di legge non è ancora pronto. Era più rapida nel 600 la trasmissione delle informazioni tra l'Inghilterra e le sue colonie. Siracusa e l'umiliazione del centrodestra siciliano. Ieri il Consiglio Comunale di Siracusa ha eletto il suo presidente e Alessandro Di Mauro dell'MPA, votato dai consiglieri autonomisti e da quelli vicini al Sindaco Italia. Il centrodestra si è spaccato malamente e ha subito una cosciente umiliazione. Adesso ovviamente ognuno accusa l'altro di tradimento e non mantenimento degli impegni, ma la responsabilità unica è di chi, sapendo da un mese cosa stava accadendo, non è intervenuto con un incontro e un accordo a livello regionale. Dopo il caso Trapani, il caso Siracusa e il centrodestra rischia di essere ormai una finzione. Sisili Bycar va in borsa, 60 anni dopo la fondazione da parte di Tommaso Dragotto. Sisili Bycar sbarca in borsa e da giovedì è quotata su EGM, il mercato dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Sisili Bycar è operatore tra i principali dell'autonoleggio con una flotta di circa 15.000 veicoli e una rete di presenza in oltre 50 tra città e aeroporti. Si tratta, dicono, di un'eccellenza italiana, ne siamo certi, ma è per noi prima di tutto un'eccellenza siciliana. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia, approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.